Terza edizione di Terra e Mare, Eccellenze in Tavola a Loreo, presso la Sala Consigliare. Un viaggio nelle eccellenze enogastronomiche del Polesine. Presenti Sua Eccellenza il Prefetto di Rovigo, Franca Tancredi, insieme all'assessore regionale Cristiano Corazzari, il presidente della provincia di Rovigo Enrico Ferrarese e a numerosi rappresentanti del mondo agricolo e produttivo polesano. Moreno Gasparini, sindaco di Loreo e presidente del parco, ha espresso con entusiasmo la soddisfazione per l'iniziativa. Le istituzioni, le forze dell'ordine, il prefetto, chi ha assistito stasera alla presentazione di queste aziende ha capito che c'è un valore aggiunto in questo territorio. Il Delta del Po, assieme ai colli stasera, ma comunque nel Delta del Po Veneto è stata fatta una grande kermesse, che è quella di presentare sì le aziende, ma soprattutto quello di far capire al mondo intero, alle istituzioni, ma a tutto quello che è il parterre che stasera ci ha assistito e sostenuto, che c'è una grande propensione al crescere. Ci sono delle eccellenze che vanno, tra virgolette, nel senso buono, sfruttate per camminare verso un futuro migliore. Le nuove generazioni hanno una fiche in mano e noi dobbiamo, sia istituzioni che tutti i cittadini nel Delta del Po, devono affiancare. Io credo che il Delta del Po possa fare quel grande salto di qualità che tutti ne abbiamo bisogno, che oggi la consapevolezza c'è. Ospite speciale della serata Gioacchino Bonsignore, conduttore della trasmissione Gusto su Mediaset. Un'impressione meravigliosa, ma bisogna fare molto affinché le persone ricomincino ad amare questa zona così unica al mondo. Cosa manca secondo lei perché possa emergere? Mancano sempre le solite cose che mancano in Italia, c'è un po' di pigrizia, una incapacità a volte di fare comunicazione, c'è poco investimento nella promozione, sono piccole cose in realtà, non servono grandi investimenti, ma ci vuole un lavoro di squadra, soprattutto anche delle istituzioni che a volte hanno uno sguardo diciamo un po' troppo miope, ovviamente sono costrette a guardare alla gestione quotidiana senza guardare un po' più in grande e pensare appunto a comunicare il loro territorio, che è una cosa molto importante anche per le prossime generazioni. Soddisfatti gli imprenditori che hanno partecipato a questa serata. Enrico Crivellari, Gin Caleri, un prodotto che nasce proprio dal mare, dal salmastro del nostro territorio, un prodotto fondamentalmente povero che lei ha nobilitato, sbaglio? Sì, è una questione di fortuna anche, se vogliamo, una buona idea. Chi me lo distilla mi dice sempre che se non avessi una bacca del genere, se non fosse stata la natura a creare una bacca del genere, non esisterebbe Gin Caleri, e anche se dovesse succedere qualcosa di naturale, di una contaminazione, di qualsiasi cosa tipo che non potesse più nascere il ginepro, io non riuscirò più a crearlo chimicamente. Questo è un prodotto, è un inno alla semplicità, ed io sono nato a Rosina Mare, vado a raccogliere il ginepro, lo metto nell'alcol e viene fuori il gin. Il gin si chiama gin perché è un distillato al ginepro, non lo do per scontato, però per tanti non lo sanno. Adelaide Avanzo della celeberrima villa ottenuta a Calzenda. Parliamo di resilienza. La vostra famiglia ha voluto reinvestire, credere ancora in questo territorio. Quanto è contenta oppure si sta pentendo di questo? Pentirsi mai, assolutamente. Diciamo che è una strada interessante, molto in salita. Spesso mi sembra di spingere una carriola piena di sassi e con le ruote quadrate, ma ci credo, ci crediamo, e è da anni che te lo dico, Leandro. Lo leggo sempre di più negli occhi delle persone che vengono a trovare noi, ma soprattutto il nostro territorio, l'entusiasmo per qualcosa di nuovo, di sconosciuto e di meraviglioso. Alessio Gregoldo, che è il patrono dell'Ostrica Rosa, com'è la situazione in questo momento? In questo momento siamo a pieno regime, stiamo lavorando, stiamo vendendo, stiamo seminando come diciamo è la nostra prassi, perché noi non abbiamo periodi morti, noi 365 giorni all'anno facciamo a step incollaggi, vendita, staccamenti, prodotti in affinamento, quindi siamo a pieno regime, siamo in estate, il prodotto va tanto e di conseguenza si lavora molto di più rispetto ovviamente ai periodi invernali, anche perché fortunatamente il meteo ci assiste, a differenza dell'inverno che possiamo avere più periodi morti. Luigi Forte,
Quanto vede nei prossimi 10 anni lo sviluppo di questo territorio? Io lo vedo anche subito, perché noi siamo promotori di questo territorio come aziende agricole. Io e mio fratello giriamo per il mondo per proporre l'erba medica e il primo ingrediente che proponiamo è proprio il territorio. Il Parco del Delta del Po, patrimonio dell'UNESCO, 724 nel mondo, e come agricoltura e pesca, che sono binomio vincente, dobbiamo creare cultura come questa sera che il Presidente del Parco ha creato questo evento, dobbiamo farlo più spesso, proprio come imprenditori. Quindi credo questo binomio di imprenditori che attraverso la cultura del territorio, delle attività che ci sono, quindi mestieri, agricoltura e pesca, e legate al turismo. Come vede i prossimi 10 anni lei, Presidente? Mi fai una bella domanda, potrei dirti il prossimo anno cosa faremo, è molto difficile prevedere in questo momento storico della pesca, perché è difficile fare previsioni. Primo perché non dipende solo da noi, dipende tanto dalla natura, quello che ci dà, quello che ci toglie, quello che ogni giorno possiamo portare a casa grazie a Padre Eterno. Quello che posso dire è che si vede uno spiraglio di luce, si vede un po' di luce fuori dal tunnel, le cooperative stanno lavorando, stanno producendo un po' di vongole, le cozze quest'anno sono andate bene, un buon prezzo, un po' di produzione, tanti pescatori si stanno convertendo a fare ostriche. Vuol dire che noi non vogliamo abbandonare il territorio, vogliamo stare sul nostro territorio, vogliamo dare un futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti, e portare avanti quello che quelli prima di noi, dal 76 che il consorzio è nato, hanno fatto finora. Quindi noi non molleremo mai, è duro, è difficile, è complicato, ma dobbiamo metterci tutta una volta. Ecco, a me fa piacere sentire queste parole di ottimismo, perché ho seguito gli ultimi 2 anni, sono stati veramente tremendi per il vostro settore, quindi un ottimismo da parte del Presidente mi fa piacere come polesano. Bisogna essere ottimisti, non bisogna sempre piangere. Abbiamo pianto, ci siamo ribucati le maniche tante volte in questi 30 anni, 40 anni che io faccio pescatore, ma non dobbiamo assolutamente mollare, perché, ripeto, noi non dobbiamo abbandonare quello che è stato creato e dare un futuro migliore. Alice della Fraterna, loro praticamente sono l'Università del Salame, dell'insaccato. Voi avete vinto anche un sacco di premi, o sbaglio? Sì, abbiamo partecipato al campionato del salame, siamo arrivati in finale l'anno scorso e anche quest'anno, e niente, speriamo di vincere. La nostra azienda nasce nel 1998 con a capo mio papà, adesso c'è il ricambio generazionale, siamo io e mio marito. Ecco, l'abbiamo detto, chiesto anche a altri artigiani e persone presenti oggi. La qualità, quanto è importante? E soprattutto un prodotto povero di tradizione come il salame, come potrebbe inserirsi in un'economia fragile come la nostra? Allora, la qualità, come dici tu, è importante prima di tutto. I nostri salami provengono da carni di suini allevati all'interno della nostra azienda, alimentati con i nostri prodotti del nostro terreno, cereali principalmente, e quindi sì, è importante, ha un costo ovviamente, però si paga la qualità, si paga anche la cura che si ha per gli animali e per quello che ci danno, insomma, quindi si paga questo ed è qualità.